Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde e bentrovato allora nei nostri studi anche al Sindaco di Padova Sergio Giordani. Buonasera Sindaco. Buonasera a tutti voi. Insomma anche un po' tempo di bilanci perché finisce un mese, è pronto a cominciare un altro mese, no? Insomma di solito la fine di un mese porta sempre qualche bilancio e soprattutto Padova si sta avvicinando a un periodo molto importante per la città, per l'indotto economico della città, è molto importante anche dal punto di vista degli impegni, stiamo parlando ovviamente del periodo natalizio, insomma adesso cominceranno 2 mesi, credo Sindaco che vi vedranno molto impegnati. Il periodo natalizio è bellissimo, devo dire, sotto l'aspetto emotivo, Padova sa anche quest'anno sarà bellissima, però è un po' molto impegnativo, se aspetto riunioni, gli auguri e gli scambi di auguri tra istituzioni, i cittadini, il centro storico, l'albero di Natale, sono talmente tante cose che poi dicembre passa in un minuto. Io ho già finito mentalmente dicembre, nel senso da tutti gli impegni e appuntamenti, però è anche un bel periodo per la città, è un periodo sull'aspetto commerciale, religioso, veramente un bel periodo. Padova poi in questo periodo sembra molto bella. Avremo modo sicuramente di parlarne nel corso delle prossime puntate, racconteremo magari anche l'avvicinamento della città al periodo natalizio, però volevo, Sindaco, cominciare questa puntata parlando di un altro tema, perché tradizionalmente, insomma da molti anni, per la città questo sarebbe stato il periodo di un importante appuntamento fieristico che a Padova non c'è più, stiamo parlando di auto e moto d'epoca e questo insomma ci dà l'occasione per fare un po' il punto sulla fiera e cominciamo, se per lei va bene, con un servizio e poi ne discutiamo insieme. Andiamo col servizio. Il bilancio della Fiera di Padova è ancora in perdita, ma il centro congressi limita i danni. Entro fine anno i conti faranno segnare un rosso di circa 6 milioni di euro, dopo che il 2022 si era chiuso con un utile di 623 mila euro. Meglio del previsto comunque, visto che le previsioni a inizio anno parlavano di un passivo di oltre 8 milioni. Come detto però, il nuovo centro congressi il suo l'ha fatto, con oltre 3 milioni e 100 mila euro di ricavi. Dopo l'inaugurazione dell'aprile dell'anno scorso, la struttura ora viaggia a pieno regime e punta a diventare riferimento in tutto il nord-est. Tra le altre principali voci di ricavo, quasi 9 milioni derivano dall'attività fieristica e poco meno di 2 milioni dalle locazioni degli immobili. Ricavi complessivi per poco più di 14 milioni nel primo anno, senza quello che tradizionalmente era l'appuntamento più atteso tra i padiglioni della Fiera di Padova, vale a dire auto e moto d'epoca, kermesse che ha trovato casa a Bologna. Un trasferimento che ha fatto non poco discutere e che a detta di molti rappresenta un duro colpo per la competitività dell'ente, che punta però su una nuova concezione di fiera. Un anno fa Padova Hall, che gestisce l'area fieristica padovana, ha approvato il nuovo piano strategico, 48 milioni e mezzo di euro che ridisegneranno l'area espositiva. Un hotel con almeno 350 camere, uno spazio per attività permanenti e coworking, una grande area a ristorazione, la nuova scuola di ingegneria dell'università e pure un'area dedicata alle competizioni di videogiochi, senza dimenticare il progetto dell'Arena della Musica, un sogno ancora non tramontato del tutto. Una fiera, insomma, che non è solo una fiera, ma che è tante cose insieme. Sarà il tempo a dire se questa nuova concezione sarà stata lungimirante. Sindaco, a Padova la fiera è un'istituzione importante, tra l'altro è anche una delle più antiche d'Italia, però ne abbiamo avuto più volte occasione di parlarne. Oggi le fiere in generale sono diverse rispetto a un tempo, cambia la concezione di fiera ed è necessario quindi andare anche a ridisegnare la città. È così che state facendo a Padova? La fiera è cambiata in maniera radicale. Allora, voglio chiarire una cosa. Automoto all'epoca, con il mio grosso dispiacere, perché è una fiera che piaceva anche a me, come piaceva a tanti padovani, siamo stati costretti a darla a Bologna. Perché? Per un motivo non tanto economico. Perché serviva il doppio di spazio, molto più spazio. Baccaglini, che è il promotore, Deus ex machina della fiera automoto all'epoca, ogni anno chiedeva spazio in più, non ce l'avevamo. Per cui è stato 88 quello che siamo dovuti a darlo via a Bologna, che sta, proprio in questi giorni c'è esattamente il doppio di spazio che aveva Padova.
Per cui con grande dispiacere è stato dato a Bologna. Non è che Automoto all'epoca risolvesse il bilancio della fiera, assolutamente, come immagine sì, come occupava tutti gli spazi, non in termini economico. La fiera ormai in termini economico non c'è più, nel senso, noi stiamo continuando a fare le manifestazioni. Rossi, il Presidente, sta impegnandosi molto, sono sempre manifestazioni in continuazione, ma non sono più manifestazioni come una volta. Noi tutti ci credevamo, oltre all'Automoto all'epoca, gli arredi piuttosto che il Flornal, è cambiato, il mondo è cambiato. Noi abbiamo una fortuna che questo posizionamento della fiera, prima c'è stato il centro congressi, che sta andando molto bene. Bisogna che consolidiamo delle cose. Consolidiamo in che senso? Che non è pensabile perdere 6-7 milioni l'anno. Ricordo che quando sono arrivato, quando ho fatto il sindaco, i consulenti a livello interno hanno detto: ascolta, fai fallire la fiera. Per me era una cosa impossibile, e rimarco ancora, l'ho detto tante volte, mia responsabilità, non ho nessuna intenzione che fallisce. E non voglio far fallire anche adesso, è una cosa importante la fiera di Padova come immagine, come contenuti, come storia, per cui la fiera deve essere via. Nel contempo non può perdere 6-7 milioni l'anno. Gli altri anni siamo salvati per via dei contributi, per via del Covid, che è stato dato contributo per il Covid, per cui siamo salvati solo al petto economico. La fiera continua a esserci, non è che sia finita, assolutamente, continua a fare. Ce ne corresse, va bene, dobbiamo trovare delle soluzioni. Le soluzioni quali possono essere? Allora, l'hotel sicuramente stiamo già facendo approfondimenti per far sì di fare un hotel, anche perché a Padova mancano, e spesso e volentieri perdiamo anche congressi internazionali, sono gare che si fa, perché manca l'hotel vicino là. Vicino. Sarebbe proprio attaccato al centro congressi, quindi questo aiuterebbe anche il settore della congressistica. Questo aiuta il centro congressi, anche moltissime volte si perdono i congressi internazionali perché non c'è l'hotel. Per cui se pensavamo di sopperire con Abel o con altri alberghi, è piena, è saturo l'ambiente alberghiero. Tra poco ne apre uno nuovo, per fortuna in Corso Milano, no, ex Plaza, per cui sono molto soddisfatto, almeno ce ne sarà uno in più. Per cui sicuramente l'albergo darà una mano. La fiera continuerà a fare a sua disposizione. Noi attualmente affittiamo anche all'università una parte, perché servono aule e 6 spazi. Circa un mese e mezzo fa abbiamo firmato un accordo, di collaborazione con loro. In che senso? C'è già ingegneria che sta crescendo, ha bisogno di spazi. Non è che possiamo accedere ai vostri spazi, ma senza dire quali, senza dire come, senza c'è un rapporto di collaborazione. Siamo in centro a Padova, per cui siamo veramente in centro a Padova. La fiera siamo distante, sono 800 metri per cui l'università è un'azienda, aspetto culturale ovviamente di qualità scientifico, ma è un'azienda, ha 71.000 iscritti quest'anno, hanno bisogno di spazi. Siamo vicini a loro, c'è già ingegneria, sono tutte lì, per cui stiamo cercando di capire come risolvere il problema con loro, con la loro collaborazione. Ripeto, non è stato definito assolutamente nulla, ma qualsiasi collaborazione continua a esserci, anche le fiere. Per cui, anzi, sono incrementate le fiere. Che però magari hanno bisogno di meno spazio, di meno padiglioni. Hanno bisogno di meno spazio, diventano fiere di nicchia, ma questo vale per tutte le manifestazioni. Verona, Vino e Cavalli, Vicenza, Oro, ma sono poche ormai, è cambiato il mondo con il Covid e con internet, è cambiato il mondo, bisogna riadattarlo e bisogna che poi si riadatti, bisogna studiare una nuova formula, ci sarà il centro congressi, il co-working, bisogna realizzare qualcosa che permetta a Paolo di continuare a fare le fiere che sono importanti, ma nel contempo non perdere i soldi e nel contempo anche dare una mano in termini di supporto al centro congressi e all'università. Perché Padova è tutta insieme. Padova è fiera, università, sanità, è tante cose. Io penso che Padova sia un puzzle enorme e ognuno deve mettere la sua tesserina. Ognuno, per cui c'è una responsabilità diversa ovviamente che va dal sindaco al presidente della provincia, in questo caso la stessa cosa, piuttosto che la regione. Sono tanti. Bisogna mantenere questo puzzle il più efficiente possibile. L'unico modo per farlo è collaborare con tutti, trovare soluzioni e far sì che la città sia viva, veloce, che attui innovazione. Abbiamo tantissime cose da fare. Ma tra i soci di Padova Hall i rapporti come sono? Buonissimi,
Beh, siamo in due, è facile, perché sono tre, con Antonio Santacon sono andato d'accordo, una grande... Due li riunisce lei sostanzialmente nella sua figura. È facile, ma era facile anche prima con voi, onestamente. C'è un grande rapporto tra tutte le istituzioni, che va dal vescovo, al rettore, tutti quanti. Diventa facile per tutti aiutare la città, amministrare la città, diventa facile. Uno si mette a litigare l'uno con l'altro, non funziona. Mentre se uno collabora dal prefetto al questore a tutti quanti, vuol dire che fare interesse città. Difatti uno dei complimenti che riceviamo noi, io, tutti quanti, dice Padova è una città diversa dalle altre, nonostante siamo andati in tante città, dicono tutti, vi garantisco che siete diversi in termini di sicurezza, voglia di amministrare, vicinanza alla città, non lite tra amministratori, e io sono molto soddisfatto di questo. Nella crisi del settore fieristico, Sindaco, può incidere secondo lei anche un po' il fatto che, per esempio, lo citava poco fa, già il Veneto a distanza di pochi chilometri abbia 3 fiere importanti, c'è quella di Verona, c'è quella di Vicenza, c'è quella di Padova, cioè un po' quanto magari si verificava anni fa e si sta verificando un po' ancora adesso con i centri commerciali, quando ce ne sono troppi va male un po' per tutti. Può essere così anche per quanto riguarda le fiere? Sono stati fatti errori, facile da parte mia criticare il passato, ma con l'esperienza di oggi, ma penso che qualsiasi dico questa cosa, anziché fare, non so, 3 fiere, 4 fiere, ne ha fatta una baricentrica. Anziché fare un campo sportivo tra Vicenza e Padova, ha fatto un campo sportivo. Non funziona più, il piccolo è bello, bisogna fare sinergie. Non ha senso avere uno stadio, ad esempio, utilizzarlo in 15 giorni. Va utilizzato una volta a settimana come minimo, però mai le cose sono state fatte, inutile piangere sull'altro versato, importante trovare delle soluzioni, ma sicuramente siamo degli artisti sotto l'aspetto campanilismo, ognuno vuole il suo stadio, la sua fiera, tutto, bene, non funziona così. Le stesse parrocchie, ormai con la crisi che hanno sotto l'aspetto dei parroci, fanno un parroco fa 2 o 3 chiese, ma è così ormai, bisogna mettersi in testa che il mondo è cambiato. Con una fiera da rilanciare, con quindi questo spazio che diventerà molte cose insieme, le chiedo, avete anche un po' paura che magari la viabilità vada in crisi? Pensate che attualmente com'è a Padova Est possa reggere? Perché Padova Est è un quartiere in una zona della città in grande sviluppo e quindi il rischio è che la viabilità vada un po' in crisi. È fondamentale che vada terminato l'Arco di Giano, che tutti lo conoscono, l'Arco di Giano. Ha un problema che è costoso. Il precedente governo ci aveva promesso virtualmente di darci una mano sotto l'aspetto economico, perché costa molto, un chilometro da 100 metri costa 42 milioni. Anche il governo attuale si sta impegnandosi in prima persona, anche il vicepresidente Elisa De Berti sta impegnandosi, devo dire, stiamo collaborando molto per trovare risorse per farlo, anche perché poi il tram passerà anche là, il baffo entrerà nell'ospedale, sarà la questura, riscondo un po' l'ospedaliero, quella zona cambia in maniera radicale e di conseguenza il traffico che futuro sarà importante se non facciamo certe soluzioni, per cui tipo Arco di Giano, tram, sarà veramente Padova sarà diverso, lo dico sempre, tra un po' di anni Padova cambierà la pelle, cambierà il look. Pensate, l'alta velocità che non sarà domani, 6 anni, però la stazione sarà fatta prima, dopo arriva l'alta velocità. Il tram, 2 linee di tram che provocano disagi adesso ovviamente, però sono disagi che cerchiamo di contenere al massimo, facciamo piccoli cantieri alla volta. E poi magari ne parliamo perché cominciano anche qui i cantieri, si comincia a vedere fisicamente sì, qualcosa. La nuova questura. Insomma, una città che cambierà molto. E ho tutta intenzione in questi prossimi 4 anni di portare a termine più cose possibili, dall'uditorio al conservatorio, sono tante cose. Non le diciamo tutte insieme perché sennò poi non abbiamo più nulla di cui parlare. Ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo tra poco e parleremo di un'altra questione calda, di un'altra problematica cronica della città di Padova, ossia quella dello spaccio, ma ne parliamo dopo la pubblicità. Rimanete con noi.